Buona domenica e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. In apertura torniamo sul gravissimo fatto di sangue avvenuto ieri in centro a Trieste, perché prosegue il lavoro della Polizia di Stato per definire tutti i contorni della rissa con sparatoria avvenuta appunto ieri. Alla base dei torti su alcuni lavori edili e sembra anche un intreccio sentimentale. Tutti i coinvolti sono cittadini kosovari. Vediamo il servizio. 6 persone in stato di fermo e arresto con accuse che vanno dal tentato omicidio al possesso di armi da fuoco, 10 ricoverati in ospedale, nessuno in pericolo di vita. Prosegue il serrato lavoro della Polizia di Stato per definire tutti i contorni della rissa con sparatoria che ha sconvolto il sabato mattina di Trieste. Nella centralissima via Carducci, pochi minuti prima delle 8, si sono affrontate due bande di cittadini kosovari davanti al bar Carducci. Un gruppo stava facendo colazione quando a bordo di due auto e un furgone sono arrivati una decina di uomini armati con spranghe e pistole, una resa dei conti dopo numerosi episodi di violenza delle scorse settimane causate da alcuni lavori edili, settore dove operano entrambe le fazioni e sembra anche sentimentali. La rissa ha coinvolto circa 20 persone, 2 di queste erano armate e hanno sparato una decina di colpi, dandosi alla fuga ma venendo intercettati alla barriera dell'Isert mentre procedevano verso il Friuli e in serata posti in stato di arresto. In ospedale sono, come detto, in 10 tra il nosocomio di Cattinara e quello di Monfalcone, anche per evitare ulteriori momenti di tensione. Rispetto ai 7 di ieri, 3 si sono aggiunti poco prima delle 19 quando la polizia ha fatto irruzione in una villetta nel rione di San Vito, dove sono stati individuati altri protagonisti della rissa. Proprio 4 dei ricoverati sono stati poi arrestati o posti in stato di fermo con l'accusa di concorso in tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste di concerto con quella di Gorizia. Andiamo adesso a Pordenone e cambiamo completamente argomento per le immagini della tappa di oggi, la terza ed ultima del 57° Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, corsa internazionale per Elite e Under 23. Oggi partenza da Mortegliano e arrivo a Pordenone per un percorso di 157 km. Classifica generale che si è delineata con Rap della Advaris Cycle in testa e José Félix Dapar immediato inseguitore. Ieri la seconda tappa, partita da Casarsa della Delizia, si è chiusa dopo 142 km in salita a Piancavallo con la vittoria di Rap che guida la classifica generale ed è la nuova maglia gialla del Giro. E passiamo adesso alla cronaca, un'ultima ora che ci è giunta adesso è un incidente tra un'auto e una moto sulla strada provinciale 463 all'altezza dell'abitato di San Tommaso. Ci sono 2 feriti. Un motociclista è stato portato all'ospedale di Udine, sul posto ambulanza, vigili del fuoco di San Daniele ed Eli Soccorso. Ancora cronaca, un uomo di 66 anni di Moggio Udinese è stato trovato senza vita nella sua abitazione appunto a Moggio in una frazione, deceduto per cause naturali a seguito di un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. L'uomo viveva solo, era deceduto da circa 2 giorni. La tizia è scoperta ieri sera poco prima delle 20. Sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. E un altro incidente stradale questa mattina intorno alle 4:30 in località Camposacro nel comune di Sgonico. 2 diciassettenni di Trieste che stavano viaggiando insieme su una motocicletta sono finiti accidentalmente fuori strada. Si tratta di una ragazza e di un ragazzo. La giovane è stata intubata sul posto dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Il coetaneo è stato trasportato al Burlo per le medicazioni e non è in pericolo di vita. È stata tratta in salvo dall'equipe dell'Eli Soccorso regionale la donna infortunatasi a quota 1700 metri tra le Dolomiti friulane del Vallonut di Forni. Le squadre della stazione di Forni di Sopra erano disponibili a supporto dell'elicottero presso la partenza degli impianti di risalita al Monte Varmost, ma non è stato necessario coinvolgerle direttamente, dato che ha risolto tutto l'equipe tecnico-sanitaria di bordo. La donna, classe 1978 di Vicenza, era assieme ad altri 2 compagni di escursione ed è stata recuperata lungo il sentiero 340 che scende dalla Forcella del Cridola. La donna si è procurata una frattura alla caviglia, è stata recuperata dall'equipe medico-sanitaria dell'Eli Soccorso regionale, calata sul posto con il vericello e recuperata in tempi brevi. Pronte le scuole di Talmassons per l'avvio del nuovo anno scolastico. Grazie a un intervento del Comune è stato installato un moderno ascensore per sfruttare tutti gli spazi e il Comitato Genitori ha finanziato invece l'aula di robotica. Vediamo. Nella continuazione del progetto di valorizzazione del nostro polo scolastico per l'importante risorsa
della scuola. Abbiamo 2 interventi già attuati che saranno attivi già dal 10 di settembre, quindi per l'inizio della scuola. Uno, un collegamento di ingresso dalla parte principale dove si fermano gli scuolabus all'ingresso appunto della scuola, che permetterà la fruibilità e l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, e soprattutto un intervento nell'ascensore dall'interno, un ascensore di ultima generazione che permetterà l'utilizzo anche del piano superiore, appunto del nostro importante polo scolastico, in questo periodo fondamentale in cui anche bisogna utilizzare tutti gli spazi possibili, anche visto le varie emergenze Covid ancora purtroppo in atto. Nella nostra comunità noi abbiamo 2 asili nido, una scuola materna parrocchiale convenzionata col comune sulla struttura del comune. Proprio in questi giorni, grazie a un progetto finanziato dal Comitato Genitori e dall'Istituto Comprensivo, siamo riusciti ad avere probabilmente già dalla fine di settembre un'importante aula di robotica e di informatica che è sicuramente all'avanguardia e che permetterà ulteriori servizi ed ulteriori possibilità per i nostri ragazzi. Nella giornata odierna a Montenar si è tenuta l'inaugurazione dell'itinerario della Grande Guerra che, partendo dal roccolo del Puestin e percorrendo la strada militare tra i monti Campeón e Faet, attraverso il quale è possibile visitare gli appostamenti e le postazioni militari risalenti al 1909, ripristinati grazie al lavoro svolto dagli alpini, sezione Artegna Montenars e dai volontari di Montenars. La cerimonia di inaugurazione, che ha visto la partecipazione del presidente di sezione Cignini, del presidente gruppo ANA di Gemona Ivo Del Negro, è avvenuta alla presenza dell'esperto storico Marco Pascoli, autore di numerosi volumi incentrati sulla Prima Guerra Mondiale. E si è concluso ieri con un tutto esaurito il primo dei 2 giorni della rievocazione storica napoleonica di Palmanova, Palma alle armi 1809, l'assedio. Il tetto massimo previsto dalle regole anticontagio è stato raggiunto, così 1000 persone hanno potuto assistere alla grande battaglia in campo aperto fuori Porta Cividale. Per 2 giorni in città si rivive la Palmanova di 200 anni fa grazie a quasi 500 rievocatori del periodo napoleonico provenienti da tutta Europa. Battaglie, parate e osterie per il più grande evento rievocativo napoleonico organizzato in Italia, uno dei più rappresentativi di tutto il vecchio continente. Oggi alle 15 la seconda parte della grande battaglia in campo aperto, il grande attacco degli assediati franco-italiani per sfondare l'assedio austriaco alla fortezza di Palmanova. Scontro in campo aperto fra tanti, a colpi di cannone e moschetti tra Rivellino veneziano e lunetta napoleonica sulla spianata fuori Porta Cividale. L'area del bastione Garzoni nei pressi di Porta Cividale ospiterà ancora un giorno quasi 500 rievocatori con più di 200 tende, i bivacchi delle truppe, le artiglierie e la locanda storica. Per la rievocazione storica napoleonica di Palmanova sono arrivati gruppi da Italia, Austria, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta e Polonia. Passiamo agli spettacoli. Domani 6 settembre per la 17ª edizione del Festival Internazionale La Scena delle Donne, diretto da Bruna Braidotti, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri, realizzato con il contributo del MIC, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, va in scena a Pordenone, ore 20:45 nell'ex convento San Francesco, dopo il successo riscosso nel 2019 al concorso La Giovane Scena delle Donne. Signorina, lei è un maschio o una femmina? Monologo comico di cui è interprete Gloria Giacopini, che accompagna il pubblico, attraverso la risata, in una riflessione profonda sulle questioni di genere. Sempre per gli spettacoli andiamo a Lignano Pineta, dove Antonella Sbuels era presente alla rassegna Incontri con l'autore e con il vino, con il romanzo Questa notte non torno. Vediamo il servizio del nostro Mattiussi. Per incontri con l'autore e con il vino, la rassegna letteraria promossa dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, al Palapineta del Parco del Mare, Antonella Sbuels, scrittrice ed insegnante udinese, è intervenuta alla presentazione di Questa notte non torno, romanzo edito da Feltrinelli. Grazie alla grande passione nutrita sin da bambina per la scrittura, ma anche per la poesia e la saggistica, Antonella arricchisce così ulteriormente il catalogo delle proprie opere, alcune anche accreditate da riconoscimenti prestigiosi, fra i quali, tanto per citare quelli del 2019, i premi Fiuggi Storia, il Raffaele Crovi e il premio Friuli, nonché la rosa finalista del premio Viareggio e quella della segnalazione al premio Campiello. In dialogo con il curatore della rassegna di Lignano, Alberto Garlini, Antonella, che è pure docente in un liceo scientifico, ha svelato come la necessità di raccontare storie si sia fatta in lei via via più prepotente, tanto da dare forma a lunghi racconti e romanzi. Con Questa notte non torno, uscito a fine
giugno-aprile di quest'anno per la collana OP, per inciso è il romanzo più venduto su Amazon nel settore letteratura per ragazzi sul tema migrazioni, l'autrice udinese racconta la fatica di crescere in una società complessa e contraddittoria, dove l'unica forma di resistenza è la forza dei sentimenti, l'amicizia, l'empatia, la solidarietà, l'amore, in una parola l'umanità, una vicenda che intreccia due voci e due vite di adolescenti diversissimi fra loro, l'italiano Mattia, scappato di casa, e l'afgano Aziz, che dopo un lungo viaggio è arrivato in Italia e dorme vicino ad una siepe. Due destini che si uniscono in un finale a sorpresa, con sullo sfondo la rotta balcanica ed i suoi drammi. Ad incontri con l'autore e con il vino è d'uso la degustazione di vini e spumanti pregiati della nostra regione, nella fattispecie la Malvasia Paglierina DOC Friuli 2019 dell'azienda agricola Obitz di Cervignano del Friuli. Un'ultima ora anche di sport, perché dopo il mondiale vinto a luglio, pochi minuti fa, Maria Elena Zerboni in Polonia ha vinto anche il titolo europeo nel 2 senza di canottaggio Under 23. Erano 16 le imbarcazioni italiane presenti ai nastri di partenza e ben 14 sono riuscite ad accedere alle medaglie. Su tutti ha avuto la meglio la triestina classe 2001. La Forum Juli Calcio è pronta alla nuova stagione di promozione. La presentazione della prima squadra è andata in scena nel centro di Cividale. Vediamo. Piazza delle Donne è stata lo scenario della presentazione della Forum Juli Calcio di Cividale. I giocatori della prima squadra si sono infatti riuniti nel centro città per dare ufficialmente il via al campionato promozione 2021-2022, al quale partecipano con grandi ambizioni. Diverse le autorità presenti, dal sindaco Daniela Bernardi all'onorevole Roberto Novelli. Particolarmente emozionato si è detto il presidente della FIGC regionale Hermes Canciani, orgoglioso anche dell'attenzione della squadra nei confronti delle norme anticontagio. Grande soddisfazione anche per il presidente della Forum Juli Andrea Giorgiutti, che non ha nascosto le ambizioni di questa stagione di una squadra che negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti. Sono giovani e friulani i ragazzi che scenderanno in campo nelle prossime settimane con i colori cividalesi, pronti a vincere. E per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.